Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Celebriamo questo momento insieme di preghiera e Sant'Antonio Abate ci riunisce nel suo giorno di festa, dove ricordiamo quella sua vita di santità che ancora oggi rimane una vita da seguire. Guardando Sant'Antonio anche noi abbiamo buone speranze per raggiungere il paradiso ed è il cammino che tutti i cristiani stanno facendo in un momento un po' difficile, perché tutti sappiamo le difficoltà in cui ci stiamo trovando e la preghiera che la Chiesa ci chiede di fare attraverso il nostro Papa Francesco, perché tutti i cristiani siano veramente autentici discepoli di Cristo, soprattutto nei momenti più difficili. E allora umilmente iniziamo questo nostro momento chiedendo perdono per tutte quelle volte in cui non siamo stati coerenti con il Vangelo di Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai ispirato a Sant'Antonio Abate di ritirarsi nel deserto per servirti in un nuovo modello di vita cristiana, concedi anche a noi per sua intercessione di superare i nostri egoismi per amare te sopra ogni cosa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Rimanendo in piedi acclamiamo al Vangelo e ascolteremo le parole dell'Evangelista Matteo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate. Che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni,
udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Parola del Signore. Ci sediamo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è la figura di Sant'Antonio Abate. Messe insieme ci possono suggerire qualche buono spunto per il nostro cammino di fede. E credo che possiamo partire proprio dal fatto che tante volte noi davanti alle proposte che Gesù ci fa voltiamo le spalle e ce ne andiamo tristi. Davanti alla chiarezza del Vangelo di Gesù noi rimaniamo tristi. Perché? Perché la tristezza davanti a Gesù Cristo? Uno che è triste non può neanche essere cristiano, perché il cristiano è colui che ha il volto della gioia, perché il Vangelo è una bella notizia. E allora cosa ci viene chiesto? Sant'Antonio Abate non volta le spalle con tristezza, ma va incontro a Cristo Gesù con un sorriso e con una gioia piena nel suo cuore, perché è felice di donare tutta la sua vita per il Vangelo. Questo vuol dire che mentre Antonio Abate si dona a Gesù Cristo, non è esente dai sacrifici, non è liberato da preoccupazioni, dolori e sofferenze. Anzi, immaginiamoci uno che va a fare l'eremita nel deserto. Che gioia! Che gioia deve avere uno che è solo nel deserto, con un sole che spacca le pietre e che prega Dio. Già oggi qualcuno che può pregare Dio non è considerato molto perfetto. E questo lo sappiamo. I cristiani oggi vengono subito criticati quando non vengono anche ammazzati. E noi, davanti a queste reazioni dure che il mondo ci dà, siamo pronti, nonostante tutto, a seguire Gesù Cristo, a sopportare sofferenze, a incoraggiarci a vicenda come comunità cristiana che cammina verso la beatitudine eterna che è il paradiso. E questo ci dobbiamo chiedere. Sant'Antonio Abate possiamo festeggiarlo, possiamo essere felici di stare insieme e su questo non ci piove, ma dobbiamo anche chiederci se con la vita dei santi riusciamo anche un pochino ad imitarla, perché chi imita la vita degli amici di Dio, anche lui a sua volta può avvicinarsi a quella giusta sequela che fa conformare la nostra vita e il nostro cuore a quello di Cristo. Guardandoci attorno c'è una corona di santi, ne abbiamo di diverso tipo e di diversa vocazione. E
tutti ci stanno intorno così a guardare. Questo vuol dire che i santi sono sempre pronti a darci una mano nel nostro cammino di fede, anche ad accettare tutte quelle regole che seguire Gesù, purtroppo per noi ci siamo imbarcati in questo cammino di speranza, dobbiamo seguire. E questo ci può riportare indietro a pensare al catechismo, i comandamenti, i precetti della Chiesa, i principali misteri della fede, tutte quelle cosettine che sembrano cose che si ripetevano un tempo. Qual è il numero 1 dei sacramenti? Qual è la terza virtù cardinale? Cose, parole che si ripetono. E invece no. Non possono essere parole ripetute a mo' di poesia, ma devono essere parole vissute sulla pelle. È questo che i santi ci chiedono oggi. Saper mettere in pratica tutto quel Vangelo di Cristo che poi la Chiesa ha cercato di riassumere in piccoli punti. È bello ricevere la grazia dello Spirito Santo, come noi dopo faremo, benedicendo il fuoco, segno dello Spirito che divampa nei nostri cuori. Non è solo un attendere e accogliere lo Spirito nei nostri cuori, ma dobbiamo anche farlo uscire di nuovo questo Spirito. E quindi non ci sono solo i doni dello Spirito che vengono in me, ma ci sono anche i frutti dello Spirito che escono da me. Quindi vediamo che le cose che la Chiesa ha fatto in modo sapiente non le ha fatte per costringerci in un cammino dove ci sono paletti e basta, ma le ha fatte per darci un cammino di liberazione. E il popolo che camminava nelle tenebre è stato liberato da quella luce che noi nel Natale abbiamo appena contemplato, Gesù Cristo nella grotta di Betlemme. È bello vedere questo. E allora sia oggi un'altra nuova luce, la luce di Sant'Antonio, la luce dei santi, di Maria Santissima, che ci accolgono e che ci invitano a camminare e progredire edificandoci insieme con parole che servano a far crescere cuore e mente, a fortificare la nostra personalità, la dignità di figli di Dio. E allora con questo spirito di speranza nel nostro Dio ricco di misericordia e di pazienza, vogliamo anche noi elevare dai nostri cuori le preghiere più sentite, quelle di cui abbiamo più bisogno e che il buon Dio conosce già, ma che aspetta che riusciamo ad esprimere anche con le nostre labbra. E allora, mettendoci in piedi, raccogliamo le nostre intenzioni di preghiera. Come testimonianza dei beni futuri, preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio Abate, salvaci, Signore. Tu che riveli la tua presenza in tutti i santi e manifesti in loro il cuore cristiano che li onora, di sentirsi sempre più unito a te, sommo bene, preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio Abate, salvaci, Signore. E insieme raccogliamoci con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
benedizione che dobbiamo fare delle statue nuove che sono state donate. Benediciamo l'acqua, benediciamo il sale che purifichi quest'acqua, poi invocheremo la benedizione di Dio Onnipotente sulla statua della Madonna del Carmelo, che ha una benedizione a parte, e poi quella per i santi che hanno un altro modulo di benedizione. Dio Onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, o Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio trascendente ed eterno. Prima della creazione del mondo hai costituito il Cristo principio e fine dell'universo e hai congiunto a Lui, nel mirabile disegno del tuo amore, la Beata Vergine Maria, genitrice e socia del tuo Figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti, e lei la donna nuova che ha risollevato le sorti dell'umanità, decaduta per la colpa della prima Eva, l'eletta figlia di Sion che unendo la sua voce implorante ai gemiti dei patriarchi ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele. La serva povera e umile, da cui è sorto il sole di giustizia, il tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli che ti presentano queste effigie della Beata Vergine, perché confortati dalla sua protezione imprimano nel cuore l'immagine che contemplano. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione nel benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella vita eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti benediciamo, Padre Santo. Nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato al mondo come Salvatore e primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine purissima, in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino e in lui, piccolo e fragile,
adora il Dio onnipotente. Contemplando il suo volto scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, si riempie della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, si accende del fuoco dello Spirito effuso sui nuovi figli. Guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa. Esultando per la sua risurrezione, pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce alla nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ti glorifichiamo, Padre. Tu solo sei santo e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito i santi Suor Faustina, Santa Lucia, l'altra santa? Madonna del Carmelo. No, quella l'abbiamo già menzionata, e lui lo stesso. Quindi i santi sono due. Fa che, illuminati dal loro esempio, procediamo sulle orme del Signore, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto, nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno, nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena, per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E ora amministriamo l'incenso, perché dopo aver asperso le statue con l'acqua benedetta, le incenseremo anche con quel profumo che sale come nostra preghiera a Dio.
visto che c'è un bel fuoco fuori, vediamo un po' di braccia da lì, sicuramente il fumo sarà abbastanza intenso e profumato. Sii benedetto, Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà, l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani, che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio Abate. Concedi a tutti i tuoi figli, che abitano in ogni parte della terra, il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E benediciamo anche queste immagini. Ci sono le immagini di Sant'Antonio Abate nel ricordo di oggi, dell'immagine del Beato Zirano, al quale abbiamo partecipato per la beatificazione e che proprio a gennaio ricorre la sua memoria. Era stata stabilita dalla Chiesa il 25 gennaio, però in quel giorno è la festa della conversione di San Paolo, quindi l'Arcivescovo e il Ministro Generale dei Frati Conventuali hanno richiesto di cambiare la data e la Congregazione per il Culto Divino proprio questi giorni ha dato il suo responso dicendo che si festeggerà il 29 gennaio. Quindi a Santa Maria quest'anno l'Arcivescovo presiederà alle 18 la celebrazione eucaristica nel ricordo del Beato Francesco Zirano. Quindi prenderete anche queste immagini insieme a quella del bambino Gesù, visto il clima natalizio che ancora è alle nostre spalle. Adesso voi potete rimanere anche seduti, nel frattempo faremo un canto e io passerò a darvi un pane, così ordinatamente senza che voi vi muoviate, e dopo di questo usciremo fuori in processione con Sant'Antonio e benediremo il fuoco e gli animali che sono stati portati. E vi donerò anche l'immaginetta al ritorno quando rientreremo in chiesa. Sei tu Gesù.
ci disponiamo per uscire in processione con il nostro santo e andremo dove c'è il fuoco, benediremo il fuoco, gli animali e con la benedizione finale, invocando Maria Santissima che preghi per noi, concludiamo la nostra preghiera e vi darò anche le immaginette del giorno. Sì, ma dove passare davanti? L'avevo preso io, ma ho detto che non c'era bisogno. Ma la stavo prendendo io, capito? Non la prendi Forza Martina, forza, sei forte. Ah, che bel calduccio. Sii benedetto Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo fatto a tua immagine la scintilla del tuo amore. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità, per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore misericordioso, per intercessione di Sant'Antonio Abate, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. Amen. E la
benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E ora vi aspergo con l'acqua benedetta. Oggi, che bello, lui che è assente per questo, è giustificata. Scusate la fotografia che mi scioglie il tablet. Troppo bello. Dicendo a tutti, troppo ci vuole, Quando vuole fatta bene, non a metà. Le cose fatte a metà non vogliamo resistere al caldo. infatti, Non vale a mangiare. caspita, che ecco, a tutti. Così cippia. Cippia Di nuovo, non sono passato. Così cippia. cipriateci. Che belli. Basta queste le immagini di Sant'Antonio. Le altre immagini sono nel cestino. Sì, grazie. Noi. Davvero. Aiuti a tutti. Già lo credo. Allora intercediamo per lui, ci rivolgiamo a loro. Beh sì, è intermediario. Che bello andrò più solente, ma cioè, la roba che si lava. Quello chi è che sarebbe? Siccome che un giorno d'oggi Non c'ho soldi, non importa, Martina a Lourdes. No, vuole sì. Vedrò. E poi mia moglie mi ha fatto fare una gabbia gigante. Ci stava anche più, la metà ci sta. Non c'è niente lì. Benedetti. Le capre niente. Le capre, la punizione niente. come si può. E meno male che per te, altrimenti come sarebbe? Io sì e tu no, tu sì e io no. Come così. Ciao.
Abbiamo vissuto questi momenti insieme e penso che siamo tutti felici. Io vi devo dire da 1° luglio che avevamo raccolto delle offerte, quelle offerte erano 800 euro che ho diviso un po' qua, un po' là, alla Caritas diocesana, al seminario, alle emergenze che ci sono state in quell'anno, perché non so se sapete, ogni volta che succede qualche disgrazia, tipo c'era il fenomeno della Sardegna con le alluvioni e tutte le parrocchie hanno contribuito, le Filippine e le parrocchie hanno contribuito, e quindi ho diviso un po' quella cifra a tutte le necessità che c'erano, perché nel nostro piccolo quella goccia messa vuol dire tanto. Soprattutto vediamo che oggi le famiglie che sono in difficoltà, le richieste che ci sono infinite. Noi possiamo pregare, questa è la grande cosa che possiamo fare. Non dobbiamo dispensarci, neanche possiamo tirarci indietro da questa responsabilità. La preghiera è la prima cosa per tutti i bisognosi, per tutti i poveri. Poi le altre cose sono sempre così in più, non sono l'essenziale. Se ci sono, servono. Ma la prima cosa che noi abbiamo fatto oggi, che è quella di pregare, vuol dire già tanto. Quindi grazie per questo momento insieme. Anche a voi, grazie. Grazie. E vi do l'ultima benedizione solenne nella festa appunto di Sant'Antonio Abate. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Antonio Abate, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio Abate la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Antonio Abate ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buona festa, tanti auguri a tutti di Antonio e arrivederci presto. Grazie. Arrivederci.